Non siamo solo in un luogo meraviglioso, un'oasi naturale nel cuore della laguna di Venezia, ma è un luogo importantissimo per la storia della sanità pubblica, appunto, nei secoli. Qui termini come quarantena, come isolamento sono stati inventati e al lazaretto nuovo e a quello vecchio si è fatta la storia della sanità pubblica e della gestione delle pandemie e epidemie nella storia. Temi che sono tornati purtroppo di attualità e forse lo saranno sempre nella storia anche del futuro dell'umanità. Sì, un luogo storico, simbolico che oggi più che mai insomma è tornato agli albori della cronaca. Qui è iniziata 600 anni fa tutte quelle che sono le misure di sanità pubblica, come è stato detto, insomma quarantena, isolamento, tracciamento, e oggi abbiamo rivisto negli ultimi anni insomma quanto una pandemia, un'emergenza pandemica possa limitare le nostre libertà, ma possa anche farci tornare a delle cose che erano già state tracciate in questo luogo e che avevano già un significato importante. Un luogo che richiama anche come oggi sia importante investire in salute, in sanità, ma investire in salute e in sanità vuol dire, come ha fatto Venezia più di 600 anni fa, investire in economia e in progresso. In questi anni molte persone, Ecoclub, Archeoclub, hanno lavorato costantemente per recuperare quest'isola e ridare nuova vita a questi spazi che oggi sono fruibili, spazi che oggi raccontano una storia importantissima. Quindi davvero da parte dell'amministrazione comunale un ringraziamento a tutte le persone che hanno lavorato a questo bellissimo progetto. Un luogo patrimonio culturale che è stato recuperato e oggi accessibile a disposizione della collettività, insomma di tutti i cittadini del mondo. Un museo all'aperto, non solo di valore quindi storico, culturale, ma anche di valore ambientale, immerso nella laguna, in posti che probabilmente molti conoscono poco, ma hanno la possibilità di apprezzare e capire quanto la storia della Serenissima sia stata una storia importante, ma soprattutto molto lungimirante. Ma io penso che il Lazaretto Nuovo rappresenti veramente uno dei vertici della civiltà veneziana, cioè questa repubblica che ha cercato di conciliare, se vogliamo, l'inconciliabile, cioè la salute delle persone con la salute dell'economia, capendo con grande anticipo che non si può prescindere nel governo di una città, nel governo di un paese, dall'occuparsi prioritariamente delle persone, ma persone che vivono in un contesto economico. Ecco, e il Lazaretto Nuovo mi pare da questo punto di vista veramente un luogo emozionante, in cui si capisce proprio tutto l'alto gradiente della civiltà veneziana. È un piacere essere qui oggi in questa iniziativa di formazione, di divulgazione e di riflessione che connette un po' la storia pluricentenaria della Serenissima e la sua capacità di investire in sanità pubblica e di affrontare i grandi problemi di sanità pubblica che ha fatto scuola un po' in tutto il mondo, e celebrarla oggi qui in questo Lazaretto Nuovo. Credo che sia molto importante valorizzare questi monumenti, questi luoghi e anche la storia, quello che i nostri antenati hanno fatto, perché grazie a loro abbiamo delle conoscenze, abbiamo degli strumenti che ci hanno consentito e ci consentono di affrontare le diverse emergenze, quelle infettive, ma ricordiamo che la Serenissima affrontava non soltanto le emergenze infettive, ma tutte le emergenze di sanità pubblica. E ora uno studio approfondito, una valorizzazione ci aiuta a capire e anche ci stimola a dare il nostro contributo in questa fase storica per migliorare, per lasciare ai posteri un'esperienza, un'eredità, un passo in avanti rispetto alla capacità di far fronte a questi grandi eventi. Ci troviamo qui oggi al Lazaretto Nuovo per celebrare l'importanza della Serenissima nel contrastare quelli che sono stati i grandi problemi sanitari della popolazione. Quindi siamo partiti con la peste e questo luogo lo rappresenta e abbiamo voluto coniugare quello che è successo quando abbiamo dovuto affrontare la peste con quello che invece abbiamo dovuto utilizzare per contrastare il Covid-19, quindi la pandemia che abbiamo appena affrontato. Le similitudini nelle misure di sanità pubblica sono tantissime, ma noi oggi qui abbiamo voluto condividere anche le emozioni che emergono da questo posto, perché qui c'è gente che è arrivata, ma arrivava con la speranza, perché aveva superato la malattia e stava qui per percorrere un periodo di tempo prima di entrare in comunità, e abbiamo anche
visto la speranza di coloro che qui si fermavano con le merci per poi portare avanti e sostenere l'economia della Serenissima. Quindi la Serenissima è stata un esempio e noi la dobbiamo considerare importante per quello che ha fatto per il passato, per il presente, perché abbiamo fatto la stessa cosa, e per quello che sarà il futuro. Qui ci stanno le misure, ma ci stanno soprattutto le emozioni, il cuore e le speranze di tanta gente.